Natale a Villa Seta, con quali prospettive? Le prospettive sono quelle di dare un segnale, no? Di suscitare in coloro, nella nostra parte politica, parlo di politico in questo momento, quelle che potrebbero essere, come dire, tutte quelle iniziative che vanno verso un quartiere che in un certo senso la politica negli anni si è dimenticata. Però io oggi qui non sono in veste di consigliere comunale, sono in veste di volontario di strada, e a loro va il ringraziamento per quello che si sta facendo quest'anno a Villa Seta. Su mio input hanno accettato immediatamente, volontari di strada, di darci un contributo, di portare il Natale anche a Villa Seta. Forse è per la prima volta che si verifica un fatto di questo, e l'entusiasmo che si è creato non solo attraverso gli sponsor, attraverso l'ASP, la Questura di Agrigento, i Vigili del Fuoco, tutti i volontari, la Confartigianato, chi più ne ha più ne metta, i residenti del posto che si sono immedesimati in questa bella iniziativa. Oggi con la presenza dei bambini della scuola Quasimodo stiamo facendo la novena insieme a Nenè Sciortino, un momento veramente bello, il presepe vivente fatto dai volontari di strada. Stiamo portando il Natale a Villa Seta, ma non deve essere come dire, la fine di qualcosa, no? Deve essere l'inizio, dobbiamo ripetere, ma non possiamo solo farlo attraverso le azioni di volontariato o le azioni, diciamo così, singole dei cittadini. Bisogna che chi governa come noi, dico noi perché faccio parte del mondo politico, ma soprattutto l'amministrazione comunale, abbia, come dire, un momento di attenzione maggiore rispetto alle necessità dei quartieri. I quartieri devono iniziare a vivere, non può esistere la centralità della città senza che vivano i quartieri. Piffare lu bambino, l'uliti c'è giocca, da una gruttiglia c'è nato Gesù, cadi lu campo a curdare un si può, o virginetta va coda lu tu, facci lana cani lu corito, lana che fatta pippare a vovo, bambino Gesù non piangi di più, bambino Gesù non piangi di più. Villa Seta, oggi i volontari di strada per il Natale in questo quartiere. È una grande emozione, ci abbiamo lavorato da un mese, devo dire che abbiamo avuto la collaborazione subito immediata del Questore, dell'ASP, del Comune di Agrigento, gli stessi residenti che hanno fatto tantissimo, hanno pulito Villa Seta assieme anche all'Iseda, alla SRL, però voglio dire l'hanno tenuto anche pulito perché è stata una manifestazione gradita, inaspettata per loro, però noi volontari di strada siamo sempre a servizio dell'ultimo e quindi abbiamo pensato bene quest'anno di accentrare tutta la nostra attenzione al quartiere che, diciamolo bene, è il più emarginato, il più isolato, il più abbandonato.